Primo mese da primo cittadino per Cindy Manusci, avvocato civilista 31enne, primo sindaco italiano di origini albanesi, che è arrivata nel nostro paese a 8 anni, ne ha ottenuto la cittadinanza nel 2015. La sua elezione è stata una vera e propria rivoluzione per Pieve di Cadore, dove Giuseppe Casagrande, volto noto del giornalismo televisivo veneto, dopo un solo mandato ha lasciato, come aveva sempre detto. È stato un mese sicuramente impegnativo e nulla di ciò che non avevo previsto, nel senso che mi ero già preparata alla difficoltà di gestire e amministrare un comune come Pieve, che nel suo piccolo è comunque un capoluogo, ecco, del Cadore. La sua elezione è stata quasi una sorpresa perché a poche ore dalla presentazione delle liste i segretari provinciali dei maggiori partiti nemmeno sapevano si sarebbe presentata. Ora ha davanti un lustro di tempo per mettere in essere le sue idee. Una cosa fatta è sicuramente aprire dei canali di comunicazione con la cittadinanza, era una cosa impellente perché si era creato una sorta di barriera tra comune e piazza, diciamo. E una cosa che faremo è innanzitutto provare a mettere mano da subito alle manutenzioni a partire dai cimiteri, ma anche del pubblico decoro in vista dell'imminente stagione estiva che in realtà è già iniziata, ecco, quindi per fare fronte nel migliore dei modi ai turisti che verranno a Pieve.